Da 42 anni la Scuola di Cultura Cattolica di Bassano del Grappa assegna un premio internazionale, una medaglia d'oro al merito della cultura cattolica che quest'anno viene consegnata al professor Mauro Ronco, torinese, docente emerito di diritto penale e già membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Conosciuto ovviamente per la sua professionalità nei temi giuridici, ma soprattutto anche sui temi etici. E in una società che è sempre più, no, una società individualista, che sta perdendo sempre più i valori, avere ancora dei testimoni così importanti che difendono il valore della vita, ma soprattutto dell'essere umano dal momento del concepimento fino agli ultimi giorni della vita, penso sia un qualcosa di importante, e oggi poterlo premiare qui a Bassano del Grappa dimostra anche la sensibilità che una città come la nostra continua a avere su certi temi. Un premio che si lega dunque anche al dibattito molto forte in Veneto sul fine vita, e la posizione del professor Ronco è chiara e totalmente a difesa della vita. Indegnamente viene dato questo premio di cultura cattolica che mi onora moltissimo e che, direi, da un certo punto di vista premia, se così è possibile dire, una mia attività, diciamo ormai cinquantennale, a tutela dei valori e dei principi cristiani. Una carriera che è stata sempre volta fin dall'epoca della battaglia contro l'aborto e poi su tutti i vari temi che si sono dispiegati nel tempo. Il professor Ronco è inoltre vicepresidente del Comitato Nazionale di Bioetica e ha insegnato diritto penale all'Università di Padova per 7 anni, fino al 2016.